È un derby tutto messinese, quello che va in scena per la 15ª giornata del campionato Under 15 regionale. Amici della Wisport, ben ritrovati con Città di Messina, giovanile Calcio Messina. La formazione di mister Ardizzone l'ultimo turno ha trovato una vittoria per 3-1 contro la Ionica, che la consegna ancora seconda forza della classifica. Cercherà di scavalcare la Ionica Calcio di Posto, impegnata nel turno odierno contro il Camaro. Lo farà contro la giovanile Calcio Messina di mister Randazzo, che l'ultima gara ha pareggiato per 1-1 contro la Folgore. Adesso a 21 punti in classifica, sempre vicinissima alla zona playoff. Diamo un'occhiata ai 22 che scenderanno in campo grazie all'uso delle nostre grafiche, e con le immagini passiamo al film del primo tempo. Nemmeno il tempo di iniziare, subito Città di Messina con Liotta che va al destro a giro. Liotta prende l'incrocio dei pali e fa secco il portiere Giuffrida per il gol del vantaggio della Città di Messina, che arriva appena dopo 3 minuti. Giallorossi subito avanti, fa il segno di Bonucci. Liotta che aveva sbloccato le marcature anche contro la Ionica. La reazione della giovanile Calcio Messina qui con il capitano, il numero 10 Valerio Abbate, un buon destro dalla distanza. Bella l'idea, un po' meno il tentativo, ma sempre pericolosissimo il numero 10. Attenzione alla ripartenza della Città di Messina, che tutto in verticale, guadagna l'out destro con Guglielmo che va col piattone mancino e ancora una volta riesce a battere l'estremo difensore avversario. Gioele Guglielmo raddoppia per il Città di Messina, e come nella gara del Comunale Bucolo di Santa Teresa segnano ancora prima Liotta e poi Guglielmo, che in questo momento stanno trascinando grazie anche al gioco di squadra il Città di Messina. Ancora Guglielmo che recupera il pallone, scarta il diretto avversario. Ci sarebbe Oliera tutto solo in area di rigore, ma Guglielmo conclude egoisticamente verso la porta. La reazione della giovanile Calcio Messina con uno degli uomini più pericolosi, Spanò, che qui riesce a scartare un paio di avversari. Va al mancino Spanò, Russo in presa bassa fa sua la sfera. Sarà anche l'ultima chance per le due formazioni di rendersi pericolose in questa prima frazione. 2-0 per il Città di Messina con le reti prima di Liotta e poi di Gioele Guglielmo. Ci aspettiamo una reazione allora della giovanile Calcio Messina guidata da mister Randazzo. Si apre il film del secondo tempo e il Città di Messina che gestisce il pallone, lo recupera qui con Rizzo che fa sportellate con il diretto avversario. Ancora Rizzo mette dentro, arriva Liotta che va col destro. Errore clamoroso da parte del numero 11 di mister Ardizzone. Doppio cambio nelle file del giovanile Calcio Messina con Centorrino e Pollara che entrano sul terreno di gioco. Arriverebbe anche il gol della giovanile Calcio Messina proprio con il nuovo entrato Centorrino, ma il direttore di gara annulla tutto per presunta posizione irregolare. Si resta sul 2-0 quando c'è un calcio punizione per la formazione ospite. Bello il tentativo che però finisce soltanto vicino all'incrocio dei pali con Spanò. Cambio nelle file della Città di Messina. Adesso mister Ardizzone prova a pescare dalla panchina, riparte però ancora una volta Guglielmo, tutto solo. Guglielmo va col piattone mancino e si divora l'occasione del possibile triplo vantaggio in casa Città di Messina. Entra Vavassori invece nella giovanile Calcio Messina. Continuano i cambi con Bancheri nelle fila della Città, ma finisce anche la partita. Triplice fischio alle gare dei sport di Mili. Il Città di Messina vince contro la giovanile Calcio Messina approfittando dello scivolone interno della Ionia Calcio di Posto contro il Camaro. Aggancia il primo posto solitario in classifica in questo campionato Under 15 regionale. Un cordiale saluto amici della Wisport e alla prossima.